Siamo nei 3 ettari sicuramente più colorati di Bologna grazie alla fioritura di migliaia di tulipani, in pratica un angolo di Olanda alla periferia nord della città. E questo grazie all'iniziativa di un'azienda agricola e floricola siciliana che ha portato anche a Bologna, dopo le esperienze romane, Tulipark. Filippo Votadoro, titolare dell'azienda, allora quanti tulipani ci sono? Ho oltre 250.000 tulipani che sono stati trapiantati nel novembre scorso con ben oltre 105 varietà, seghettate, screziate in gergo si dice, oppure le varietà doppie, quella a fiore pieno, i pompon. Poi dove c'è il famoso tulipano nero. Questo è Sì, un po' anche un must. quest'anno siamo riusciti a portare nel nostro campo il tulipano nero, anche se nelle nostre zone a causa delle alte temperature porta un colore un po' violaceo. Ecco, allora adesso però toglimi anche qualche curiosità proprio dal punto di vista agricolo. Voi siete azienda agricola ed è per questo che il Tulipark è aperto, in quanto vivaio per le normative Covid può essere aperto. Ecco, i tulipani vengono seminati, i bulbi trapiantati meccanicamente a macchina. Sì, certo. Allora, noi abbiamo una macchina proprio apposita per la messa a dimora dei nostri bulbi, perché altrimenti qua ci vorrebbero mesi e mesi per trapiantare oltre 250.000 tulipani. Ecco, in questo campo ovviamente i visitatori vengono, meglio prenotarsi perché l'accesso è contingentato, quindi è giusto prenotarsi, li raccolgono in autonomia, li scelgono, li raccolgono e pagano il bouquet alla fine, giusto? La cosa più bella del nostro campo è propriamente questa, che stavolta diciamo non siamo noi a comporre il bouquet, ma possono comporre, i nostri visitatori possono comporre il bouquet a loro piacimento. Vengono e possono scegliere i colori e tutti i fiori che vogliono. Ecco, mentre invece voi nella vostra attività, quando lo fate per lavoro, come si raccolgono, a macchina o a mano? Sì, nella nostra attività addirittura noi abbiamo anche delle macchine che possiamo fare l'imballo, con le macchine possiamo fare il trasporto e tutto, sì. Ancora un'altra curiosità, non sono irrigati? No. Infatti questo tulipano è un bulbo secco che è stato trapiantato a novembre per la fioritura in primavera, come la natura. Ecco, come la natura come normale la del natura tulipano. normale. Ovviamente quella che è la destinazione commerciale, invece i tulipani si producono tutto l'anno. Sì, diciamo quasi tutto l'anno, sì, tutto l'anno. I bulbi, questi alla fine, quando non ci saranno più tulipani, che il campo, che Tulipark chiuderà, che destinazione avranno? Questi abbiamo deciso quest'anno alcuni, una parte di macerarli, quelli che non vanno bene per la produzione, e una parte vorremmo fare una donazione. I fiori che abbiamo raccolto come li dobbiamo conservare? Allora, molto importante, lancio questo messaggio ai nostri visitatori, appena arrivati a casa, di mettere i fiori nel vaso e aggiungere un bel po' di acqua abbastanza fresca, o possibilmente aggiungete qualche cubetto di ghiaccio in modo che l'acqua si mantenga più fresca possibile. Che così durano il più tempo possibile. Io ringrazio Filippo Votadoro, ti lascio andare perché so che sono giornate piuttosto piene, e a questo punto il nostro sipario, cibo e di scena, il cinema questa settimana. Dal famoso timballo nel Gattopardo alla gara di tagliatelle di Aldo Fabrizi, ma anche la profondità del pranzo di Babette, passando per lo spaghetti western anni 70 in cui però si mangiava pasta e fagioli. Scopriamo le curiosità che legano cibo e cinema con Gabriella Pirazzini. Benvenuti alle ricette di Sky Cinema. Innanzitutto per la nostra ricetta dobbiamo alzare la temperatura. Abbiamo lavorato tanto tempo insieme in TV e poi soprattutto da quando è passata a Sky, Barbara Tarricone segue le ricette di Sky Cinema e allora ci sembrava il personaggio più adatto per approdare a questa rubrica cibo e cinema. Sono in una cucina ma parlo di cinema, quindi come vengono realizzati i film, però questo sta proprio a testimoniare quanto è importante il cibo come metafora, no?
Esatto, difatti assume un valore a volte simbolico, a volte diventa invece il protagonista diretto, ad esempio nei film dedicati proprio alla vita degli chef. Uno su tutti, il magnifico Bradley Cooper in Il sapore del successo. Oppure diventa un incontro, diciamo, da un punto di vista ideologico, come ad esempio è il caso di Amore, cucina e curry, tra l'altro cucina francese, invece la cucina povera indiana. A volte c'entra la sensualità, posso ricordare qui come L'acqua per il cioccolato, oppure chi non ricorda 9 settimane e mezzo, insomma. Diciamo che quindi il cinema quando incontra il cibo quando incontra il cinema, quale elemento diventa? Un elemento dissacrante, ironico? Oppure... Può essere tutte queste cose che hai detto, tra l'altro appunto adesso c'è anche tutto questo filone sugli chef, no? Chef star, come quello che hai raccontato tu, Il sapore del mio successo, con Bradley Cooper, ma anche con Riccardo Scamarcio, che faceva parte come sous chef della sua cucina e ci ha raccontato che mangiavano veramente, perché quindi quello che preparavano durante le riprese poi lo mangiavano tutti questi attori internazionali, perché era una cucina internazionale, quindi il cibo fa da collante. Pensiamo ai film di Ozpetek, dove li mette sempre a mangiare, no? Queste grandi tavolate, oppure pensiamo a Perfetti sconosciuti, no? Con Paolo Genovese, un film che è stato tradotto e riprodotto penso in 20-25 paesi del mondo, con la variante proprio di quello che mangiavano a tavola queste persone che si mettono assieme, amici delle coppie, per una cena. E intanto però decidono di rivelare a tutti quanti cosa c'è sul cellulare, no? Quindi, quindi il cibo lì è il collante di un momento di grande tensione, di grandi rivelazioni. Ecco, tra l'altro il cibo, per quello che riguarda soprattutto film italiani, forse perché noi siamo grandi cuochi e grandi mangiatori, è diventato davvero un'icona. Alberto Sordi che mangia gli spaghetti in Un americano a Roma, sì. Il film d'autore La grande abbuffata, il film in cui si mangiano tutti con le mani gli spaghetti sulla tavola, Miseria e nobiltà. Insomma, ci sono veramente tantissimi momenti in cui il cibo è diventato anche locandina di film, e quindi significa che ha conservato la sua importanza. Hai però detto un sacco di titoli europei, italiani e francesi e non solo, ma il cibo fa anche una grande figura nei film americani, e uno per tutti è Pomodori Verdi Fritti, che è un grande classico, e pensa che dove l'hanno girato? L'hanno girato in un paesino della Georgia, ok? Che era un paesino fantasma. La produzione ha trovato un negozio di anticaglie che si prestava a diventare il ristorantino dei Pomodori Verdi Fritti, e lì l'hanno girato. Beh, è stato talmente di successo che adesso quel ristorante l'hanno aperto veramente lì. E c'è anche un'altra scena molto divertente in un film americano che tutti abbiamo visto, che è Harry, ti presento Sally, quando Meg Ryan chiede, no, finge in quella famosa scena, no, l'orgasmo, e la vicina dice voglio quello che vuole lei. Ecco, quella scena lì è in un ristorante che si chiama Katz Deli, che a questo punto è diventato famosissimo, quindi è ancora lì 25 anni dopo, ci si può andare, e è diventata una meta turistica. Quindi sì, il cinema e il cibo sono un binomio veramente di successo. Molto belli questi racconti, insomma, che fanno vedere come il cibo lascia le sue tracce nel cinema e anche nella vita reale. Questo, insomma, un aspetto abbastanza inedito. Ci ricordiamo anche un film meraviglioso come Chocolat, con Johnny Depp, ma è stato così fantastico, Juliette Binoche, apoteosi della raffinatezza, del mistero. Come dici tu, il cibo è stato e viene rappresentato come anche qualcosa di sublime, che sublima i sensi, oppure può essere qualcosa di estremamente vicino a noi. C'è un film che io ti consiglio, piccolo film, che si chiama Pranzo di Ferragosto di Gianni De Gregorio, ed è ambientato proprio a Ferragosto, quindi la più italiana delle feste, e questo signore si trova a dover fare un pranzo per la mamma 85enne plus e le amiche sono tutte fra gli 80 e i 90 anni. Ce n'è un altro che ti voglio citare, che invece di parlare di cibo parla anche un po' di cibo, ma parla soprattutto di vino, magari per un prossimo approfondimento
commento, quindi ti lascio con questo che è Sideways. Allora in Sideways vanno in giro per le campagne della California, della Santa Ynez Valley, vicino a Santa Barbara, due amici, uno si sta per sposare, l'altro invece è l'amico nerd che accompagna questo, che è sempre un po' broccolone, e mentre degustano vini imparano anche tante cose della vita, cosa che si può fare anche nelle nostre campagne, quando finalmente si potrà, no, a girare liberamente, perché abbiamo tantissima ricchezza nel nostro territorio e tantissimo materiale per delle storie anche cinematografiche meravigliose. E speriamo appunto ritornino non solo i cinema aperti ma anche le cantine aperte, così facciamo un bel binomio. Grazie mille Barbara Tariconi, buone ricette per Sky Cinema, grazie per essere stati con noi e buona notte degli Oscar prossima futura. Grazie mille, piacere mio, a presto. E sono qua, tra i fiori, tra questi bellissimi tulipani. Ecco, l'unica pecca, possiamo dire, di questi fiori è che i tulipani sono bellissimi, ma non profumano. In realtà c'è qualche varietà che un leggero aroma ce l'ha, però si fanno perdonare con i loro colori. E da qui, da Bologna, da Tulipark, si chiude anche la nostra puntata. Adesso io ne raccoglierò qualcuno e vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento ovviamente è alla prossima settimana, in sovraimpressione tutti i nostri riferimenti per poterci seguire, vedere e rivedere. Grazie e arrivederci alla settimana prossima. In collaborazione con